Completata la riqualificazione della piazzetta delle Poste, il comune di Moneglia mette mano al controviale di Corso Libero Longhi. Nelle prossime settimane aprirà il cantiere in corrispondenza delle cosiddette scalette gemelle che collegano il centro città al lungomare. Il lastricato andrà a sostituire l'asfalto, completando il tratto sino ai bagni Letizia. I lavori consistono sia nella pavimentazione, che ora è in asfalto, che viene pavimentato in pietra, sia nel completamento di sottoservizi, illuminazione e rete urbana. Quanto riguarda i costi? Il costo dell'opera complessivamente si aggira intorno ai 250.000 euro, abbiamo attinto un finanziamento regionale partecipando a un bando del settore turistico per 120.000 euro e la differenza ovviamente è a carico del bilancio comunale. Moneglia archivia intanto l'estate. Partita a rilento, dice Magro, in piena stagione c'è stato un buon recupero. La città si prepara ora a celebrare il decennale del gemellaggio con la città tedesca di Engen, un legame nato a fini turistici ma anche per favorire scambi culturali e che nel tempo ha dato risultati positivi. Per festeggiare questo anniversario sono previste una serie di manifestazioni che partiranno da giovedì sera con un concerto di musica genovese, andranno avanti di venerdì con un concerto di musica classica e si completeranno il sabato con una serata musicale italiana dopo altri eventi come l'intitolazione di una via a questa cittadina tedesca e eventi come le visite guidate perché parteciperanno circa 100 persone provenienti dalla Germania, alcuni non sono mai venuti in Italia, quindi sarà un modo per farci conoscere. Ci sarà anche una sorta di sfida di canottaggio un po' pittoresca tra noi che siamo abituati all'ambiente marino e loro che sono sul lago di Costanza.